sono Maria Luisa, faccio parte del gruppo Leggiamoli Forte e oggi vi leggerò Se un bambino. Se un bambino sta sempre da solo, non ha le parole, non sa disegnare, arriva in ritardo, ha la testa al contrario, ha 1.000.000 di dubbi e non crede a quello che credi tu. Pensano tutti che è proprio sbagliato. Ma se un bambino ha 1.000.000 di dubbi, non crede a quello che credi tu, arriva in ritardo, ha la testa al contrario, non ha le parole, non sa disegnare, sta sempre da solo e ti sembra un po' strano. Forse l'hai guardato di fretta, oppure da troppo lontano. Ciao, sono Monica di Leggiamoli Forte, il gruppo lettori volontari della Biblioteca di Vittorio Veneto, e oggi vi leggerò questa storia, L'abbraccio. Una cosa semplice, ma una cosa importantissima. E se ci fossero più abbracci, sicuramente staremmo tutti meglio. Sei dolcissimo, disse la mamma a Ben mentre facevano una passeggiata nei campi verso sera. Sei dolcissimo e tanto carino. Non c'è nessuno al mondo come te. Davvero non c'è nessuno al mondo come me? Certo che no, rispose la mamma. Sei unico. Continuarono a camminare lentamente. Sopra le loro teste un grosso stormo di cicogne volava verso paesi lontani. Ma perché? Perché non c'è nessuno al mondo come me? Perché ognuno di noi è unico e speciale, disse la mamma, ridendo e accovacciandosi a terra. Vieni qui, siediti vicino a me. Poi fischiò alla loro cagnetta, splendida, perché si sedesse con loro. Ma io non voglio che al mondo ci sia soltanto uno come me. Perché no? È una cosa bellissima che tu sia unico e speciale. Perché così sono solo. Mentre io voglio che ci sia anche qualcun altro come me. Tu non sei solo. Ci sono io con te e anche papà. Sì, però... Ben era confuso e non ricordava più cosa voleva dire. Vieni qui, siediti vicino a me. Ben non si sedette. All'improvviso i suoi occhi si fecero grandi e profondi. E non c'è nemmeno nessuno al mondo come te? No, non c'è. Allora anche tu sei sola. Ma no, ho te e papà. Ma non c'è nessuno proprio uguale a te? No, non c'è. Allora sei sola, proclamò Ben sedendosi accanto a lei. E non ti senti sola? Da sola? La mamma sorrise, disegnò col dito dei cerchi per terra e rispose: sono un po' sola e sono un po' con gli altri. E a me va bene essere un po' così e un po' cosà. Il sole cominciava a tramontare e il cielo
si fece quasi rosso. Io mi sento solo. Ma tesoro, ci sono io con te. Ma tu non sei me. Tacquero. Nell'aria c'era un buon odore di terra e di erba e un ronzio di mosche e di altri insetti che svolazzavano dappertutto danzando. Ben accarezzò la cagnetta distesa accanto a lui. Anche splendida? Anche splendida cosa? Anche di splendida ce n'è solo una in tutto il mondo? Sì, rispose la mamma accarezzando il pelo morbido della cagnolina. C'è una sola splendida in tutto il mondo. Per terra, accanto ai piedi di Ben e della mamma, camminava una lunga fila di formiche, forse 1000. Si somigliavano moltissimo, 1000 formiche identiche. Ma quando Ben le guardò da vicino, vide che una camminava veloce e un'altra piano. Una si sforzava di trascinare una foglia grande e un'altra trasportava soltanto un chicco di grano. E ce n'era una piccolina che correva avanti e indietro a lato della fila. Ben pensò che forse quella formichina aveva perso i genitori e li stava cercando. Questa formica lo sa che non c'è nessun'altra al mondo come lei? Questo non lo posso sapere. Ben ci pensò un po' su e poi disse: non lo puoi sapere perché non sei lei. Sì, confermò la mamma, perché io non sono lei. La formichina rientrò finalmente nella fila e riprese a camminare con le altre. Ben pensò che forse le 2 formiche grandi che le camminavano accanto erano i suoi genitori. Allora, di ogni persona ce n'è solo una al mondo? Sì, ce n'è solo una. E perciò sono tutti soli. Sono un po' soli, ma sono anche un po' insieme. Sono sia l'uno che l'altro. Ma com'è possibile? Ecco, prendi te per esempio. Tu sei unico e anch'io sono unica. Ma se ti abbraccio, non sei più solo e nemmeno io sono più sola. Allora abbracciami, disse Ben stringendosi a lei. La mamma lo tenne stretto a sé. Sentiva il cuore di Ben che batteva. Anche Ben sentiva il cuore della mamma e l'abbracciò forte forte. Adesso non sono solo, pensò mentre l'abbracciava. Adesso non sono solo. Adesso non sono solo. Vedi? Gli sussurrò la mamma. Proprio per questo hanno inventato l'abbraccio.